La Grecia non è più una sorvegliata speciale, il bilancio dello Stato migliora, ma la povertà minaccia sempre più persone. La giornata del ricordo, la testimonianza di un anziano esule e di una giovane che ha scelto di tornare in Istria. A Varsavia un museo presenta la vita quotidiana, i consumi e le abitudini dei polacchi al tempo del governo comunista. La felicità e le speranze che il Festival di Sanremo induceva negli albanesi al tempo di Enver Hoxha. Un posto sicuro, film del regista croato Juraj Lerotić che racconta la malattia mentale e il suicidio. Nel dedalo del traffico del centro, Atene mischia quotidianamente le sue anime. Gente e palazzi portano i segni dei tempi difficili, ma anche le tracce di nuove strade possibili, mentre la storia dei secoli si mischia alle storie dei giorni. Sono le contraddizioni di un paese che fa i conti con l'eredità della peggiore crisi economica della storia europea. Sono passati veramente i brutti anni di buio che ha vissuto la Grecia durante l'austerità, con lavoro, con molta intelligenza e con costi che ha pagato il popolo greco. Tra il 2010 e il 2018 la Grecia ha ricevuto dall'Europa prestiti per oltre 241 miliardi di euro. Lo scorso 20 agosto si è chiuso definitivamente il regime di sorveglianza rafforzata che ha fatto seguito ai 3 salvataggi del paese. Le previsioni di PIL sono incoraggianti, ma il sentire comune non può che seguire le oscillazioni del costo della vita. Prima della grande crisi le cose andavano bene. Negli ultimi tempi a incidere soprattutto è l'inflazione con i prezzi che sono saliti. La famiglia greca riesce a sopravvivere anche grazie all'aiuto dei genitori e dei nonni con le pensioni. Le donne hanno difficoltà anche a pensare a una gravidanza. Prima della crisi è stato un periodo di grande ottimismo, ma fra problemi economici, la pandemia e crisi energetica, il sentimento dei cittadini si è depresso. Confidiamo nelle prossime elezioni. È molto difficile vivere qua in Grecia. Non so come state voi in Italia, ma qua è dura. Ai lavoratori l'austerity ha lasciato nuove regole e nuovi livelli di salari. Gli stipendi si sono abbassati molto durante la crisi. A partire dal 2010 c'è stata una diminuzione del 35% sia del livello medio che di quello più basso. Il blocco della contrattazione collettiva non ci consente di migliorare le condizioni economiche minime dei lavoratori. Nella piazzetta di Monastiraki, nel cuore del Via Vai, distratto dai turisti con il naso all'insù verso l'Acropoli, decine di persone con lo sguardo basso ogni martedì raggiungono una cucina sociale messa su da un pugno di volontari. Assistiamo circa 500 persone ogni martedì. Dopo il Covid sono aumentati e sono nati quelli che noi chiamiamo nuovi senza tetto, persone senza acqua, corrente elettrica o gas a casa. Magari noi volontari non fossimo necessari alla società, ma purtroppo lo siamo. Il lascito del passato, le minacce del presente, le promesse del futuro. Sono ottimista e penso che le condizioni miglioreranno. Il turismo aumenta sempre e la Grecia fa cassa. Il turismo aumenta sia ad Atene che nelle isole. I soldi dei turisti aiutano sempre l'economia greca. Turismo, ma non solo, dall'energia ai trasporti passando per i beni di consumo, i rapporti commerciali del paese trovano nell'Italia un orizzonte sicuro. Il primo partner economico della Grecia è l'Italia, con 3 miliardi e mezzo di esportazioni e dal lato greco esportazioni 1 miliardo e mezzo più o meno. La bandiera italiana sventola dappertutto in Grecia. Sono giornate intense per il signor Giorgio Gorlato, chiamato a ricordare le pagine più buie della propria storia familiare. Ogni anno per lui è un susseguirsi di interviste nei giorni che precedono il 10 febbraio, giornata del ricordo in memoria dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati. Lo incontriamo mentre al microfono di Radio Spazio, emittente della diocesi di Udine.
apre la porta, questi boom, la spia, entrano, prendono mio padre così com'era e lo portano, lo trascinano via. Non dimentica quel suo papà, notaio di Dignano, portato via in una notte di maggio del 1945 nella sua casa d'Istria dai partigiani titini e mai più rivisto. Giorgio, all'epoca bambino, era rifugiato con mamma e sorella in Friuli. Ripercorre quei tragici momenti anche quando lo seguiamo a casa sua, un mausoleo di ricordi, foto in bianco e nero, cartoline, impressa nella memoria l'ultima volta che ha visto papà. Quella mattina, al momento dei saluti, mi ero aggrappato letteralmente alle sue gambe e non volevo lasciarlo partire. Quasi sentissi il pericolo incombente. Papà, non andar via, papà sta con noi, papà. E lui, calmo, sereno, Giorgetto, non ti preoccupare, è l'ultima volta che torno giù a Dignano, tornerò su e starò sempre con voi. Questo è stato l'ultimo incontro che ho avuto con papà il 24-25 aprile del 45, cioè 10-15 giorni prima che sparisse. Non nasconde la commozione Giorgio, che però è grato alla vita avuta a Udine, ai suoi compagni di scuola. Ho avuto dei compagni di classe, sia alle medie che al liceo, meravigliosi. Non mi hanno fatto sentire orfanello, profugo, cose del genere. E tuttora ci vediamo. Complicità, amore e gratitudine lo legano da 50 anni alla moglie Graziella. È stato papà dal cielo a farmela incontrare, ripete più volte. Lo ha sostenuto e accompagnato anche nella sua passione per il basket, arbitro per 13 stagioni in Serie A, con 5 finali scudetto, 3 volte miglior arbitro dell'anno. Io ero studente universitario a Trieste e ho arbitrato fra amici una partita di sfida fra studenti di economia e studenti di giurisprudenza. Passato un tale che era responsabile del gruppo arbitrale di Udine, mi vede e mi dice: prova ad arbitrare. E io così ho cominciato, per scherzo. E ridendo e scherzando sono arrivato in Serie A, 330 partite, miglior arbitro d'Italia, Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi, Stella d'Argento del CONI e così via. È stata una magnifica avventura. Non ha vissuto l'esodo sulla sua pelle, ma ha respirato profondamente cosa significa provenire dalla terra rossa dell'Istria. Martina Vocci, giovane giornalista di Telecapodistria. L'Istria la racconta quotidianamente nel suo lavoro, l'Istria Martina la vive, perché ha scelto di tornare nella casa del padre a Buie, la casa dai balconi azzurri che lui bambino nel 1954 fu costretto a lasciare. Mio padre ha sempre avuto piacere di portare e far scoprire alla gente l'Istria, per cui per me questa è stata una casa in cui si è condiviso un amore che è quello per la terra in cui i miei genitori sono nati. Martina! Che sarà, che sarà, che sarà. Condivide con noi i suoi momenti più cari, vissuti fin da bambina in quella casa. Papà Marino, amministratore pubblico, intellettuale, è la sua costante ispirazione. Avevo bisogno di vivere questi luoghi, di farne esperienza attraverso i miei sensi, sentire i profumi, conoscere i rumori, sapere dove tramonta il sole, sapere dove sorge. Perché solo attraverso questo si può capire l'amore per un luogo e la vera essenza. Occhi sorridenti, modi gentili, Martina è nata e cresciuta a Trieste, ma poi ha visto il mondo, ha studiato a Roma e Parigi. Ha accolto subito la nostra richiesta di intervista. Le chiediamo perché. Il giorno del ricordo purtroppo spesso diventa un'occasione divisiva. In realtà i dolori non sono misurabili, vanno semplicemente rispettati e dovremmo capire che non c'è chi ha sofferto di più o chi ha sofferto di meno. Esistono forme di sofferenza e tutte le forme di sofferenza meritano rispetto. Però bisogna anche andare avanti. Ogni giorno ripercorre la strada che da Buie la porta al lavoro, attraversa il confine tra Croazia e Slovenia, confine finalmente caduto dal 1 gennaio del 2023. Io credo che un sogno del mio papà era quello del vedere l'Istria riunificata in Europa, cominciare a vedere la diversità come una ricchezza e non come un limite. L'Istria è sempre stata un grande laboratorio e un grande mondo pieno della bellezza della diversità.
8 febbraio 2025. Sarà questa la data dell'inaugurazione ufficiale di Nova Gorica Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Una data simbolo per la Slovenia. L'8 febbraio è festa nazionale. Gli sloveni celebrano la festa della cultura nell'anniversario della morte, nel 1849, del poeta Franz Prešeren. La data è stata scelta però anche perché nello stesso giorno, ma del 1888, è nato Giuseppe Ungaretti, fante nella Prima Guerra Mondiale sul Carso goriziano. Come si viveva quotidianamente nella Polonia comunista tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del muro di Berlino? Hanno voluto dare una risposta a questa domanda i fondatori del Museo della Vita nella Repubblica Popolare Polacca, aperto al pubblico da una decina d'anni. Un periodo non semplice da spiegare a chi l'ha vissuto. Le persone si sentono coinvolte anche emotivamente, ci sono anche delle persone che non hanno dei ricordi belli di quel periodo assolutamente, e quindi è difficile raccontare insomma quel periodo, mentre l'idea di questo museo è di analizzare e raccontare quella vita in modo un po' più leggero, insomma, per non sentirsi coinvolti emotivamente. Tra gli ambienti del museo c'è la riproduzione di un salotto di una tipica casa degli anni 60-70. Noi ci troviamo all'interno di uno di questi palazzoni alti 12 piani, casette molto piccole, in media la superficie variava dai 25 ai 35 metri quadri e la cosa caratteristica sono i soffitti bassi. Quando iniziano a comparire i primi elettrodomestici, l'ingegnosità ne permette un utilizzo variegato, come accadeva per esempio per la lavatrice semiautomatica. Produrre il burro oppure fare dei formaggi, questa strizzatrice poteva essere usata anche per fare la pasta, oltre che ovviamente strizzare i panni, ma poi negli anni 70, quando nascerà il cosiddetto secondo circuito, un circuito clandestino di stampa, per insomma ovviare la censura, verrà sfruttata per fotocopiare i volantini da distribuire nelle case. Nella mostra non può mancare la carta igienica, uno dei beni di uso quotidiano che scarseggiavano e per i quali si formavano lunghe file fuori dai negozi. E poi le calze da donna di importazione e difficili da acquistare. Le donne quando usavano le calze, quando una calza si bucava, queste calze non venivano mai buttate via, ma venivano riparate fino all'ultimo. Diventeranno una vera e propria valuta di scambio. Si potevano avere più possibilità negli uffici per fare delle pratiche. Il progetto, nato per soddisfare una domanda che arrivava soprattutto dai turisti a seguito del film cult Goodbye Lenin, attrae oggi l'attenzione di sempre più famiglie polacche e si vedono anche molte scolaresche. Non si può parlare di storia quotidiana della Polonia comunista senza citare la 126, la piccola utilitaria della Fiat realizzata nella fabbrica di Bielsko-Biała. All'inizio degli anni 70 il nostro governo ha comprato la licenza per produrre la Fiat qui in Polonia, ed era la Fiat 126 chiamata la Fiat piccola e la 125 la Fiat Grande. Ovviamente pochissimi potevano permettersi di comprare una 125, di conseguenza una tipica macchina familiare diventerà la 126. Ecco, però la cosa importante è che saranno le macchine che permetteranno ai polacchi, alle famiglie polacche, di iniziare a viaggiare e fare dei viaggi lunghi. La visita del museo termina in una caffetteria, anche quella va da sé, tutta in stile socialista, tranne l'espresso che chiediamo, quello no, non si beveva allora. Piccolo espresso. Tuo operatore. Ok. Prego signore. Ho conosciuto la musica italiana di nascosto, ovviamente, perché essendo in un periodo di una dittatura totalitaria e dovevamo essere, era totalmente vietato ovviamente di ascoltare musica straniera, musica imperialista, perché chi li ascoltava, se veniva scoperto, praticamente finiva in prigione, non soltanto lui ma tutta la famiglia.
Re di Asa aveva 9 anni quando prese il suo violoncello e scappò dall'Albania. Per lui il drammatico sbarco della nave Vlora a Bari era solo il racconto dei suoi genitori. Non immaginava che qualche anno dopo una nave l'avrebbe presa lui. Tanti sogni, un italiano stentato e la voglia di scoprire cosa c'era oltre l'Adriatico. E sono arrivato in Italia, inizio a suonare, inizio la mia vita musicale, ovviamente con quell'italiano televisivo che avevo imparato tramite la televisione. Io mi ricordo da piccolo che mio padre costruiva queste antenne artigianali a casa. Mio padre è ballerino del Teatro di Opera di Tirana e nonostante era un genio nel sistemare, nel arrangiarci così, molto casareccio, diciamo, di creare queste antenne per vedere che cosa c'è dall'altra parte. Sanremo era veramente importante per l'Albania, tanti albanesi tramite la RAI che trasmetteva queste trasmissioni, guardandoli di nascosto, vivendo un po' anche tutti i pregiudizi che ci sono arrivati addosso. In quel momento diventi piccolo. Ecco dove esce un personaggio come Anna Oxa che ti fa respirare un momento, dici noi siamo così. Oggi Re di Asa è un violoncellista affermato, un compositore, vive tra il Salento e il mondo, fa conoscere agli altri la musica ispirata alla sua vita e alla grande melodia italiana. Complice quel Festival di Sanremo che ancor più degli italiani resta un evento straordinario per il popolo del suo paese di origine. Eravamo attratti dalla bellezza dell'Italia, dalla bellezza della musica italiana. Io mi ricordo che c'era veramente, prima che iniziasse, c'era un'emozione dentro di noi. Eravamo lì che tremavamo perché era veramente un momento magico, tutti vicini alla televisione, tutta la famiglia, e stavamo aspettando proprio l'apertura, era qualcosa di magico. Sono arrivato a Bari, sono rimasto colpito dalle luci, era di sera, perché forse venivo anche da un periodo in Albania che la luce mancava e l'acqua mancava. Ecco perché il primo contatto è stata la luce. Dobar dan, ne znam, sam zvao razgovarao, ja sam malo prije hitnu pomoć zvao na Stresku 3. Da, ja sam sad Tako je, znači... Un evento tragico, un racconto non gridato della ricerca infruttuosa, sterile di un perché. Questo è Un posto sicuro, Sigurno mjesto, film che il regista croato Juraj Lerotić ha presentato al pubblico del Trieste Film Festival. Un film coraggioso che racconta il suicidio del fratello del regista, che nel film interpreta se stesso e i suoi tentativi di capire perché il suicidio rimane ancora uno dei grandi tabù della società moderna. Mi è difficile rispondere. In realtà per la nostra società il vero tabù è la morte. La morte è in definitiva il trionfo della natura. La tecnologia, la scienza, i computer non riescono a fermare questo evento naturale. Anche nei confronti del suicidio abbiamo una reazione simile. Della malattia mentale sappiamo molto poco, non riusciamo a razionalizzarla, a capirla, e questo produce una specie di vergogna. Lerotić racconta l'impotenza della famiglia, ma anche l'inefficacia del sistema sanitario e della scienza medica che non riescono a fermare le persone che hanno scelto di morire. Una scelta inesorabile che viene presentata come una conseguenza della natura. La psichiatria in realtà, anche se in pochi lo riconoscono, si trova ancora sostanzialmente in una fase prescientifica. I medici non riescono quasi mai a definire una ragione, una causa della malattia psichica e dei suicidi. Semplicemente, malgrado i progressi,
La psiche umana non è stata ancora studiata fino in fondo. Un altro aspetto del problema è che per fare ricerca scientifica e sviluppare sistemi di assistenza sanitaria efficaci c'è bisogno di una volontà politica e questa volontà politica, almeno in Croazia, non esiste. Il film di Lerotić sconcerta lo spettatore. Le persone sono portate a pensare che per ogni suicidio esiste una ragione, una causa, un trauma che lo ha provocato. Lerotić invece mostra come per la malattia psichica possono non esserci ragioni concrete e può non esistere una spiegazione scientifica. In verità, nel dramma che abbiamo subito, questa mancanza di una causa specifica per il suicidio, la mancanza di una spiegazione quasi meccanica di causa-effetto del comportamento di mio fratello, è stata la cosa che più mi ha turbato. Ero convinto che per ogni suicidio ci doveva essere una causa, una catena di eventi concreti, un trauma. Non è così. È stato terribile capire che una persona assolutamente equilibrata, che si crede di conoscere, può suicidarsi senza un perché. Il mio film è semplicemente la fotografia di come questo può succedere. Lerotić non moralizza, non accusa nessuno, né il sistema sanitario né la società, semplicemente presenta l'inesorabilità della natura.